Governatore, questa è una binata vincente, Udinese, marchio importante, regione che sostiene da tempo questo brand e anche le radici con il 50° del terremoto. Sì, penso che attraverso l'Udinese viene integrato tutto il programma del 50° per ricordare il dramma che ha colpito questa terra, per commemorare chi non c'è più, ma anche per valorizzare quanto a seguito di quell'evento drammatico questa comunità è riuscita a fare per riprendersi attraverso un'eccellenza qual è l'Udinese, con una visibilità nazionale importantissima. Raccontiamo al Paese, ricordiamo al Paese quello che è il Friuli, quello che è stato il terremoto in Friuli, quello che è stata la ricostruzione, e poi devo dire, ho avuto anteprima una maglia bellissima che secondo me emozionerà i tifosi, ma non solo i tifosi di calcio, perché ci sarà un coinvolgimento importante di parte di tutta la comunità e il prossimo turno di campionato tutta Italia vedrà e ricorderà quello che è il Friuli. Sono iniziative significative quelle messe in campo dall'Udinese che sottolineano il legame che ha con il territorio. Fa parte di questa terra ed è il bello anche questo, perché ormai anche nello sport purtroppo vediamo che delle volte i territori sono un veicolo. L'Udinese invece ha le radici in questa terra, è stata in grado, una società virtuosa, di far crescere lo sport in questa terra e di dargli anche una visibilità straordinaria. La partnership con Friuli-Venezia Giulia e con Io sono Friuli-Venezia Giulia è nella testimonianza. Una grande alleanza tra territorio e squadra, dove c'è un'integrazione nei valori e nella capacità di creare opportunità.